72 ore all'apertura dei seggi. Siete soddisfatti della campagna elettorale condotta fino a questo momento? Sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto un ottimo lavoro, proprio domani saremo anche presenti con il nostro partito, con tutti i candidati di Grande Sud e a Villaggio Peruzzo per chiudere la campagna elettorale e poi sostenere la chiusura del nostro candidato sindaco Totò Pennica. Ritengo che un voto consapevole, coraggioso, innovativo sia il voto dato ai candidati della lista di Grande Sud, che rappresenta il partito del territorio, che vuole valorizzare Agrigento e mettere Agrigento prima di tutto. Accoppiando questo voto sicuramente alla croce sul nome Pennica, perché è una persona esperiente e che con consapevolezza può guidare questa città alla crescita e al riscatto sociale ed economico. Proprio alla vigilia del voto arrivano anche una pioggia di milioni al comune di Agrigento per quanto riguarda la rete fognaria. Ma guardi, queste risorse, così come per la città di Agrigento ed anche per la città di Porto Empedocle, hanno un iter lungo che segue l'attività del Dipartimento della Programmazione Economica della Regione Siciliana e del Comitato Interministeriale di Roma, con la guida di Gianfranco Miccichè, che con i suoi uffici, con il dirigente generale dottore Signorini e con tutta la squadra ha istruito queste pratiche. All'epoca erano già pronte le delibere da votare nel governo precedente e il ministro leghista Tremonti ha sempre ostacolato queste iniziative. Diverse ancora, devo dire, ve ne sono a favore del sud e della Sicilia in particolare, e altre opere riguardano ancora Agrigento e i comuni della provincia di Agrigento. Sono tutte in via di deliberazione. Spero che già dai prossimi giorni, indipendentemente dalla campagna elettorale, tutte queste pratiche che sono state istruite favorevolmente possano avere il via, perché in questo modo si crea sviluppo, in questo modo si può dare lavoro, e in questo modo sicuramente il prodotto interno lordo della provincia di Agrigento può crescere.